Villa Santa, ecco qua, si accomodi. Questo è mio figlio. Il tempo è determinato nel senso che volete vedere le cene solo oppure... Ma non molto tempo? No, magari rapidamente, ma no. Conte, se vuole un consiglio, cominci dalle cere. Allora cominciamo dalle cene. Cioè io per esempio vedo te, ma neanche per la viene voglia di farti così. Vedo lei da 5 minuti, vedo No, lei io da sono 1 minuto. vecchiotta. Mi viene, quindi ho un istinto fisico che precede quello razionale. Non solo, ma proprio in quanto io sono un uomo e lei è una donna e tu sei un uomo. Io ti parlo per ore e ore, magari ti divento anche amico, parlo, ma dopo 20 secondi se una mi piace la voglio carezzare. Quando vedo Rosy Bindi, no. E mi dispiace per lei, cioè nel momento in cui io la tratto non da donna ma da persona, capisco che lei si sente diminuita perché è come se fosse un uomo. Quindi se tu guardi una donna perché ti piace, consideri il di più che lei ha. Se la consideri come se fosse lui, a quel punto la mortifichi. Aine, ho voglia del tuo corpo, che è giovane e bello, al diavolo la tua anima, ne ho abbastanza della mia. Ora una che viene tutta tirata con gli orecchini, il trucco, le labbra, il rossetto, gli occhi, cioè, guarda la mia anima. Dov'è la tua anima? Scusa, c'è dietro un chilo, hai capito? Tutto così teorico, no? Io da ragazzo facevo come te, non credo che ci fosse molta differenza. Allora, qui siamo, raccontateci un po'. Qui siamo arrivati nello studio di mio padre, qui la parte di D'Annunzio, molto amici di D'Annunzio, sono tutte lettere dirette a lui, che vanno dal 1900, dalla guerra 15-18 fino ad arrivare al 29. E D'Annunzio era innamorato dei sardi, perché i sardi erano coraggiosi. Infatti, che è esattamente la sensazione che ho avuto io quando sono venuto qua la prima volta candidato. Che ci fosse un temperamento. Mio carissimo Nino, grazie delle fraterne parole. Ho sempre nuove occasioni di esaltare il mio amore per la tua terra e per la tua gente. Bellissimo. E questo è? Questo è lui, mio padre. Nino Villa Santa, questo, che era super decorata con l'unità delle medaglie d'argento a tutto spiano. Questo è sempre D'Annunzio, che dedica al Duca d'Aosta questo, e parlando sempre di Oriens, perché per lui la questione soprattutto era l'Est, che essendo stato portato via a noi, perché tutta la zona della Dalmazia che spettava a noi gliel'hanno portata via, ecco che lui poi si era inferocito. Qui c'è la dedica. Queste sono tutte dediche di D'Annunzio, dediche del Duca d'Aosta. Ma lei è sardo fino a un certo punto? È Nato a Firenze. Ecco, si sentiva un po' là. Nato a Firenze, però vivo in Sardegna da 50 anni, perché io ufficiale in Marina, la famiglia è sarda, anche se ha avuto diversi. Lui ha più la piega d'accento sardo che lui. sì, un po'. Più barbaricino. Cimeli della famiglia Bonaparte. Questa è la collezione dei scienze. È impressionante. Devo dire che questa è sorprendente. È la più grossa d'Europa. Ci sono pezzi piuttosto interessanti a considerare, non soltanto questi che No, poi l'ha messa in modo meraviglioso, bravissimo. sono un po' troppo fitte, questa parte qua. Dovremmo cercare. Questo è lo zumbo. Quello è il zumbo, sì. Vieni a vedere lo zumbo, figlio mio, amico. Se riesci a vedere anche il topolino che salta sulla gamba. C'è tutto. Macabro al massimo proprio. Questo è a Mannati, quando a Firenze in piazza della Signoria ha fatto la fontana del Nettone, sono i bozzetti. Zumbo. Questo è sempre Zumbo e questo è Zumbo lo stesso. Questo è San Gerolamo nella grotta, qui, e questo qui invece vediamo il Bonis. Il Bonis è morto nel 1570. Bellissimo. Adesso, E questa serie qua me la spieghi bene? questo è il mercato messicano, sono tutti Sono messicane? No, queste sono fatte a Firenze. Ma sono fiorentine? Per Città del Messico. Io stavo comprando 6. Ma ce ne sono d'altra parte, ne sono. perché questo qui sono... Però non solo cere queste. Questo tutto c'era la cera, c'era i vestiti sono di stoffa. Qui sono No, i perché portatori, invece le ho viste simili questi a queste, sono i ma portatori, un venditore, 2 acquirenti, e da questa parte abbiamo gli altri venditori e gli altri acquirenti. Vieni a vedere. Eccoli. Questi sono Io ne ho vista venditori. una medesima E serie sopra- fatta però in terracotta o gesso, non in... E questi sono gli acquirenti. che sembrano sardi. Beh, in effetti il meridione dà sempre un senso in Spagna. Questi, quel Cristo là, il Cristo questo è così, questo.
Questo che lo... E qua sotto, Adesso le tre grazie. anche le luci laterali. Cristo è formidabile. Sì, l'abbiamo messo lì a paragone con quello del Susini che è messo da quell'altra parte, Sì. per vedere un pochettino la differenza, La differenza di tra la interpretazione della sofferenza spirituale e la sofferenza fisica. Uno è il Redentore, quello del Gian Bologna, e questo è il Susini. sofferenza fisica, La sofferenza uno che sta trapassando fisicamente la vita. Tiziano, aspetti. Questo qui è sempre Susini. Susini meraviglioso. E quello che poi ha fatto le cere anatomiche, che Lui sono la anche per quelli, questo, infatti, per questi caratteri e ha molto fatto anche la vita dell'uomo che ha. E questa invece è molto bella, che è amica del 500. Questo è di gran qualità. Ma ci sono come bravura questa che è del 700 e sono i fiori, i fiori di fatti, cera. tutti quanti fatti i petali e i mughetti lassù in alto. Martinez. Adesso lo chiamo e ti chiedo se va bene. Anzi, richiamalo. Anche qua ci sono altre Digli che ti chiami che ti... va bene. Guarda la qualità di questa fiammiglia. Anzi, ciao. Bellissimo. queste del 500, San Paolo Apostolo che parla ai gentili, Guarda il sono nero, tutti quanti fatti attraverso gli occhi, la borba, i baffi, tutto quello che ci avevano. Oggi le persone fanno un segno vago e non ci mettono niente. Allora, questo qui può puntualizzare, perché questo è Pio VI Braschi. Pio VI Braschi. Braschi. È lui. È lui, no? Tipico. È bello anche l'allestimento che ha fatto queste vetrine neogotiche. Adesso, L'ha fatto suo padre, l'ha fatto lei. no, no, questo qui, l'allestimento, queste due vetrine c'erano già. Io ho fatto fare invece questa vetrina qua, perché ovviamente due non mi basta. Ciao, Adesso, Queste io non vedessi. queste qui, 1530. Questo è Valentino Mazza Belli, Via. è Vincenzo Belli. No, aspetta, Questo qua è la morte di Isacco. E queste quattro qua sono invece di questo artista nato nel 1530, il quale non aveva gli occhiali e faceva queste opere a mano, il Mazzafirri, nato 1530. Mazzafirri. Nato 1530. Al tatto. Adesso spengo e faccio vedere la Via Cruce. Aspetta un secondo però, che non abbiamo visto. Sì, sì, ma questo è l'ultimo dei medici. Ci vedremo. In alto, la Via Crucis è un'opera del Piamontini. È morto- Ah, il Piamontini. Morto nel 1739, a cui punto si comincia con la flagellazione. E l'ha scelta lei questa illuminazione? Questa illuminazione sì, l'ho fatta Guardare per- contrasto, però c'erano bisogna altri rilievi, effettivamente abbiamo che si visto assoda ancora di più non del si vedeva niente perché erano scurissime. Ciao. Sì, sì, perché così hanno la luce radente e poi hanno anche un loro misticismo. La via Crucis è il Piamontini. Però se c'è della luce vi guardano pure la due. Ma questo è il Sagrestani, siamo sicuri? Questo è quello che ha Ah, fatto dall'Asinio si questo capisce, è sì. il Carobbi che ha fatto questo studio precedente. Il Carobbi aveva una fabbrica di candele a Firenze e faceva praticamente la collezione delle cese. Soldani Benzi. Soldani. Questo qua, questi colori sono del 600 ed è una cosa meravigliosa sotto l'aspetto che vedendo praticamente i colori come si sono conservati è una cosa stupefacente. Le famose promesse di matrimonio si mandavano. Cioè questi sono figure di Ne sono questi qua uno, gli altri due, anche quello, anche questo. Da artista Hai visto poi? Vieni a vedere. Stefania. E questo è una invenzione cristiana che deve far pensare che l'uomo è destinato. Questa è la madre col bambino e col padre, e l'altro bambino, tutta la famiglia nell'aldilà, dalla parte della morte. Impressionante, insomma. molto bella. Bella, illuminata bene, poetica. Questa è la sala Letrona di Eleonora della Borea. Dov'è? Questa qua? Questa.
Ha fatto il giornale. Cioè, questa come spazio? Come spazio. Questo come spazio è abitato qui dal 1583 all'88, perché sono gli anni in cui lei, avendo avuto la sofferenza della perdita del marito, perché il marito gliel'hanno portato No, via. allora è 1382. Certo, 83, dal 1383 all'88. Io non la conoscevo, non c'è. Beh, è una bella sala di avuto effettivamente il primo governo che ha avuto sottosegretari fra i quali c'è anche il futuro Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, Industria e Commercio. Armando Diaz. Non è che sapevo vedere. Alberto, sai che c'ho i quadri della Re e di Mussolini? Stavo dicendo, guarda la somiglianza impressionante con James Stewart, sia qua che nelle foto. A meglio d'Aosta. Ricordi della Marina Militare, io ero della Marina. Questo è Giovanni? Questo qui è l'ultima parte della guerra, cioè effettivamente la Folgore che va praticamente in Africa, all'Alamei, questa è la sabbia di Alamei, ed è la stanza di Martino il Giovane, il famoso vincitore della battaglia di Salduri, quello che in 25 giorni è stato messo in knockout dalla famosa bella Però vedi che bell'aria che arriva a Sandori. Che a Trieste sono arrivati dal mare con l'audacia, per cui hanno dimensione delle bandiere della Marina, perché sono sbarcati bersaglieri dalla cacciatorpediniera Audace e hanno occupato la città. E allora ecco che qui abbiamo il secondo elemento importante, questo è il bollettino della vittoria, l'originale, firmato da Diaz. Qui è D'Annunzio che scrive a mio padre, dato che la mia famiglia ha perso 6 persone in guerra, fra i quali quel ragazzo che ha dato il nome, prima alla caserma del poeta a Cagliari, diverse, però lui è stato esaltato da D'Annunzio. E quindi ecco questa lettera di D'Annunzio a mio padre, dice: la tempesta si addensa se attendi il primo tuono, gli ultimi saranno i primi, è il titolo della pagina che io voglio scrivere. Ricordami ai camerati, ti abbraccio con tutta l'anima, è bello e fatale che l'epiteto santa sia legato al nome di una gente come la tua. E questo è quel ragazzo che è morto l'ultimo giorno di guerra. Suo padre era morto sull'altipiano dei 7 comuni, brigata Sassari, Questo. ed era maggiore Riva. Allora, quello. Il figlio scappa di casa per arruolarsi, guadagna la sua prima medaglia d'argento, muore il 4 novembre del 18. Malattie renere e le altre cose che non si beccavano regolarmente. Sostengono dopo come... Ecco, Scarpellini. Il sovrintendente regionale universale Paolo Scarpellini. Di tutte le guerre. Ecco, in questo caso. Il Santo Cielo, Monterrey la sa, il figlio Ettore Gasperini. Eccoci. Abbiamo anche una divisa di un garibaldino. Andiamo. Sono le 2. Sì, più o meno. e dietro. Oggi cos'è? Oggi è 6, no? Cioè come numero di mese è 6. 24 o 23? Cos'è? 23. C'ero anch'io.
Questo è bello di notte con la luce là dentro. Guarda qua, Chiama Scarpellini. guarda questo. È giusto. Gemma, questo è lui. Questa è una scultura di lui. Scarpellini. Questo come bravo. Medievale. E la storia che hai raccontato qual è? Diciamo che lo scontro dove i sardi hanno perso. L'ha fatto lui. Stavi dicendo questo? Bravo. Stavo dicendo che c'ha delle forme simili aragonesi. Non è antico. Vedi anche come è un po', come preso un po' bene. Guarda qua. Guarda. Dove vediamo le altre cose tue? Nel suo studio. Andiamo. La macchina Volevo andiamo. la salute, mi immagino. Arrivederci, grazie della vita. È stato allievo di Antonio Amore. Beh, superando, volevo dire. Sono le ultime cose da fare, quelle che erano le mostre. Vedi questi. Quelle non c'erano. Perché Mossa hanno fatto una cosa fighetta scegliendo. Dove? Quale? Hanno fatto una solo di stavo consultandoci da casa tua. Un artista. Guarda questo quanto è bello. Questo ce l'ha. No. Non ce l'ha. Sì, ce l'hai. Ce l'hai? Tu me l'hai dato. Vedi, io do io. Me lo prego. Guarda, vedi che faccio vedere. No, questo. Guarda questo. Nella Mossa hanno L'ispirazione è i ricambi di poppa. anche quella crocifissione là, guarda quella di fronte a te. Carpellini, allora rimani in contatto con loro che secondo me è giusto anche nel percorso turistico, nella promozione, in qualunque cosa possa fare la sovrintendenza, perché essendo aperto. No, gli ho anche detto che insomma c'è Sì, possibilità di sì, fare sì. un progetto condiviso e concertato. Mi diceva, Editore. Andiamo a vedere quasi. Non confondere con le Guarda che meraviglia anche il tipo, vedi, di tessitura. Sì, fa piacere comunque l'ironia. Vedi lui e la moglie. C'è un bruttissimo vetro. C'è un brutto vetro. Antiriflesso. Un mattone da me. La mettiamo a Palermo. Non me l'ha mai venduto. è difficilissimo da vedere perché se non c'è le luci. Ma che supporto è? Questo per carta e beh, il vetro lo rende È un così. vetro. Un brutto vetro, perché è Sì, troppo ma se metto l'altro, plasticato. Se avete l'altro è ancora peggio, vero? no, non peggio. Ci si specchia e Infatti basta. io uso questi vetri qua Ah, è pittrice. Molto notevole. Vetro. Vai in aiuto. no, lo so perché ho lo stesso problema, però quando c'è il colore... Se si usano toni Cosa dice qua? Illi minchi in fogu. sono alcuni passi della carta di Roma. Io ricordo anche ironicamente un po' inventati. Lì vuol dire mi hanno messo sul drop questa fascia qui. Sì. Mi ricorda anche quell'opera, l'ultima opera della mostra. La fase, diciamo, anche ludica dell'architettura viennese dopo la secessione è fatta da un pittore morto qua che si chiama Unterwasser, che ha trasformato questa felda città in cose tutte tipo Gaudì, che ha naturalmente fanno inorridire gli storici dell'arte seri e che però invece il pubblico quando arriva là a vedere, perché è l'applicazione, anche se lui è più bravo ancora di Unterwasser, dell'arte all'architettura, per cui non c'è l'architettura, c'è l'artista, è questo effetto qua. Occasionalmente sono spazi abitati. Unterwasser, e allora ha fatto delle montagnole, poi le colonne, tutte come le sue, non sono mai colonne regolari, sono di torsolute, tutti incazzati, dice, ah ma che roba volgare, invece la gente va lì, c'ha il bar, si diverte,
perché lui ha applicato questo divertimento anche commerciale alla fine dell'artista, che in fondo è più festoso che l'architetto, l'artista, e lui ha fatto lo stesso. Quindi questo non è pittura, è scultura. È scultura, esattamente. Quindi tu hai il compito di Molto vincolare. criticato dagli esperti. Certo, ovviamente. È ovvio, perché sposta una luce. Mentre qui guarda come ha Gusto intavolato. naturale in qualsiasi... Andiamo. Senti, fai una ripresa di questo, che è proprio bello. Questo è bellissimo, sì, questo, ecco, vedi? E questo Irregolare. Di fiume. Questo è fatto proprio con senso artistico. È come se è un'architettura espansa. È bello perché si riprende. bisogna fare un ticket per San Luri, il castello e la casa dell'artista. È vero. Quando uno viene Il qui, castelletto. Il castelletto. ticket, Dov'è? Al guarda che Scarpellino? sono qui. Il ticket della Il ticket di San Luri, il castello